L'ente bilaterale dell'artigianato veneto ha erogato oltre 53 milioni di euro negli ultimi 3 anni per sostenere aziende e lavoratori. Quasi 50.000 euro al giorno, di cui 30 milioni rientrano nel welfare contrattuale. Fondi importanti che avrebbero potuto incidere di più se una buona parte, quasi 10 milioni, non fosse stata destinata in tasse IRPEF. Se ne è discusso durante una tavola rotonda con le parti e i sindacati. Abbiamo lanciato una riflessione tra la fiscalità del welfare aziendale, che non è tassato, e il welfare invece contrattuale, quello che abbiamo noi come ente bilaterale, è tassato normalmente come fosse da una parte reddito di lavoro, dall'altro come una tassazione di una erogazione normale. Credo questo non sia giusto. Una distrazione che pesa ancor di più se si tiene conto che gli stessi strumenti erogati dal welfare aziendale sono esenti da qualsiasi tassazione. La grande sfida di oggi è quella di riuscire, partendo da questo incontro, di portare le forze politiche a convergere su quella che è la detassazione del welfare bilaterale. Ciò a cui si mira è che ci sia lo stesso trattamento. Questo perché è un sistema solidale che dà questo rimborso anche a una lavoratrice unica dipendente di un'azienda artigiana, quindi è molto solidale, non venga penalizzato rispetto ad altre forme di welfare contrattuale e quindi in questo caso quello aziendale.